Un grido di allarme viene lanciato dal presidente dell'Ordine dei Medici di Agrigento, dottor Santo Pitruzzella, con un invito alla prudenza, visto che la situazione è veramente preoccupante. L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Agrigento, sulla scorta dell'invito della vaccinazione lanciato dalla Federazione Nazionale Ordini Medici Chirurghi e Odontoiatri, lancia ancora una volta un accorato appello agli agrigentini, sollecitandoli a osservare rigorosamente le norme anticontagio e a sottoporsi alla vaccinazione in un periodo davvero preoccupante in cui aumentano la pressione sul sistema ospedaliero e il numero dei deceduti. Un appello forte, afferma il presidente dell'ordine Pitruzzella, che parte dai dati del sistema ospedaliero nella nostra provincia. Il Covid Hospital di Ribera registra il tutto esaurito. L'ASPA ha riaperto la medicina Covid a San Giovanni di Dio, dove i pazienti purtroppo aumentano di giorno in giorno. I ricoverati, anche quelli in terapia intensiva, non sono vaccinati. La situazione è davvero preoccupante. Recentemente ho invitato anche i concittadini, afferma Pitruzzella, a usare la mascherina all'aperto, nonostante l'istituzione della zona bianca, perché ormai l'assembramento è quasi la regola, il rischio è concreto e di tornare in zona gialla già nei prossimi giorni. Rinnovo, afferma il presidente dell'ordine Santo Pitruzzella, l'invito alla vaccinazione, ricordando che l'ASPA ha istituito vari punti di vaccinazione in diversi comuni ed è ancora possibile accedere ai centri vaccinali senza alcuna prenotazione. Mi rivolgo, continua Pitruzzella, soprattutto agli over 50, perché in Sicilia siamo gli ultimi in percentuale di vaccinati, e ai soggetti in particolare compresi tra i 12 e i 19 anni. Vaccinarsi, conclude Pitruzzella, è importante perché la variante Delta colpisce principalmente i giovani tra i 12 e i 30 anni, ha una trasmissibilità maggiore rispetto alle altre varianti. Nell'augurare un buon Ferragosto, il presidente dell'ordine rinnova quindi ancora una volta l'invito alla prudenza e alla vaccinazione.